Bravo Davide, grazie. Ci hai fatto sognare e abbiamo sognato bene. Grazie. Io conosco Davide da quando era, diciamo, un po' piccolino e lui era proprio il trascinatore della squadra, meritata comunque anche perché dopo i 5.000 e i 10.000 che non è proprio andata benissimo e finalmente è arrivato perché dopo tanto allenamento ci vuole anche la soddisfazione della medaglia. Sì, sì, ho visto la gara, bellissima. Siamo felici. Io che non sono una tifosa per niente, ma mi sono commossa, sono stata felicissima, ho applaudito, sono andata a applaudire in giro per il paese, mi sono trovata ieri sera qua davanti ai fuochi d'artificio, ho continuato a fare festa tutto ieri pomeriggio. Sì, siamo onorati per questo, siamo onorati, anzi diciamo che è un personaggio che è molto umile, fa il suo lavoro, abita a 50 metri da casa mia e ogni tanto lo vedo che va a allenarsi, ci si saluta, ecco, lui fa il suo lavoro e va via in bici, corre. Ha avuto una bella gara, ecco. Ci speravamo fino all'ultimo. Temevamo un po' l'America, ma alla fine insomma, ci ha onorato della sua vittoria. Ci teneva tanto, è andata bene, sono stati bravi, gli facciamo ancora i complimenti e noi qua, il nostro paesino, è tutto orgoglioso per aver visto un campione che vive a San Gottardo e ci rappresenta tutti quanti. Per noi è stato veramente una soddisfazione. Adesso faremo una festa e faremo una bella festa assieme. Ok Davide, ti aspettiamo. Ciao, bravo.